Bene, ora voltiamo pagina, parliamo di etica, di sport, di un interessante progetto targato Regione del Veneto e soprattutto dall'Unione delle Pro Loco del Veneto. Il servizio. Sport come scuola di vita. È stato questo il tema ricorrente sul palco del Teatro Accademia di Conegliano, che ha visto le premiazioni del concorso Disegna a fumetti la carta etica dello sport veneto. Lanciato lo scorso giugno da Regione in collaborazione con Miure e Umpli Veneto, il concorso nasce per sottolineare i valori della carta etica dello sport veneto, il documento frutto della legge regionale del 2015, basato sui principi di solidarietà, rispetto, inclusione e lealtà. Per noi è un'iniziativa molto importante. La nostra legge sullo sport prevede la carta etica dello sport, rispetto alla quale noi cerchiamo di coinvolgere tutti i soggetti che operano nel mondo dello sport per sottoscrivere e condividere i valori contenuti nella stessa. Questo per far sì che i giovani, i ragazzi delle scuole, coloro che praticano sport, condividano dei valori attorno a cui crescere, essere dei bravi atleti oggi, ma soprattutto dei bravi cittadini domani. Una grande iniziativa che la Regione Veneto ha voluto portare avanti nel promuovere la carta etica che ha approvato e ha trovato nelle Pro Loco e nell'Umpli un partner ideale diffuso sul territorio, vicino alle comunità e vicino anche alle scuole, e quindi stiamo facendo un grosso lavoro per la diffusione di questi valori, che sono i valori poi più propri delle nostre genti e del nostro sentire. Una cerimonia di premiazione svoltasi alla presenza del sindaco Fabio Chies, che ha visto come testimone dell'evento le Pantere dell'Imoco Volley Conegliano, campionesse d'Italia e del mondo in carica, che hanno personalmente premiato i vincitori del bando rivolto alle scuole di primo e secondo grado della regione. Siamo felici di aver ospitato questo evento e tra l'altro di avere come testimone l'Imoco Volley di Conegliano, che sono le campionesse del mondo. Tra l'altro in una terra che è patrimonio dell'UNESCO dal 7 luglio dell'anno scorso, ospitare questi eventi è nel nostro DNA e lo sarà sempre di più. Tra l'altro si parla di sport, di etica, che con l'ambiente va a 1000, per cui un ambiente meraviglioso. Lo sport, quello che insegna, l'etica ai ragazzi, è il meglio di quello che abbiamo sul nostro territorio. Assolutamente, è un'opportunità che abbiamo accolto con entusiasmo per portare la nostra testimonianza in un mondo, quello della pallavolo, che è sinonimo di pulizia dello sport italiano. I risultati poi si sono visti nel campo di una squadra che è fatta di amiche che lottano e combattono insieme per i risultati fino a vincere questo mondiale quest'anno. A prendere parte all'iniziativa ben 49 scuole delle 7 province venete, per un totale di 88 progetti pervenuti, accuratamente vagliati da una commissione di tutto rispetto. E ho notato veramente una partecipazione forte da parte degli studenti a questa iniziativa, ma non soltanto dal punto di vista grafico, ma specialmente della capacità di intendere i valori veri dello sport. E per esempio è importantissimo il fatto che lo spazio viene dato al ruolo dello sport come elemento di integrazione, di superamento delle difficoltà sia fisiche che psicologiche. È presentissimo in questi lavori.